Buona domenica, buona solennità della Pentecoste, carissime e carissimi. Anche in questa domenica, come è capitato in tutte le domeniche del tempo di Pasqua, siamo in ascolto di un brano del quarto Vangelo, un testo del Vangelo di Giovanni. E è capitato, credo, in tutte le domeniche, tranne domenica scorsa, la festa dell'Ascensione. E siamo ancora lì, in questo lungo, intensissimo, profondissimo discorso di addio, ecco, che Gesù fa ai suoi discepoli e che è presente soltanto nel Vangelo di Giovanni, dove l'ultima cena diventa questo lungo discorso di Gesù, che è il suo testamento spirituale dedicato, consegnato ai discepoli. E in questo testamento, appunto, Gesù poi, le sue parole diventano anche una preghiera particolarmente accorata, rivolta al Padre, no? Perché siano uniti, perché tutto ciò che è accaduto non vada disperso, ecco, perché questa vita, questo Vangelo, questa comunione, questo agape che si è creato, no? Questo amore, continui ad essere il seme del regno di Dio, ecco, nella storia, nel mondo. E quindi Gesù prega, ma questo discorso di addio da parte di Gesù è soprattutto una continua promessa, perché accada, ecco, questo miracolo, che loro rimangono uniti e che loro rimangono uniti a Cristo come il tralcio unito alla vite, no? E che non si disperdano, e che questo tesoro prezioso non sia dissipato, perché il Vangelo permanga nella storia dell'umanità. Gesù invoca un dono dal Padre. È lo Spirito Santo, e siamo nella festa di Pentecoste ed è importante chiarirci cos'è lo Spirito Santo, come agisce nelle nostre vite lo Spirito Santo. Giovanni ci aiuta a rispondere a questa domanda, chi è lo Spirito, perché soltanto lui utilizza un termine tanto intenso, tanto bello, tanto significativo quanto intraducibile, e infatti nell'ultima traduzione dei testi biblici questa parola non è stata tradotta. La conosciamo bene, è il termine paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Il paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Perché è un altro paraclito? Vuol dire che c'è un precedente paraclito? Giovanni lo dice nelle sue lettere, e dice che Gesù è il nostro paraclito presso il Padre. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questa parola? Paraclito è stato tradotto nelle precedenti versioni in lingua italiana con il termine consolatore, il consolatore, cioè colui che viene in soccorso alla nostra solitudine, no? Che viene a consolarci, a fare in modo che non ci sentiamo soli nell'ora più difficile, nell'ora più problematica. La consolazione, il consolare, è un atteggiamento quasi di maternità. È stato tradotto soprattutto con l'idea latina, ma anche italiana, di advocatus. Il paraclito sarebbe l'avvocato. E in effetti advocatus, paraclito sembrano proprio la stessa parola, perché significano chiamato presso. Il paraclito è il chiamato presso di te, colui che si avvicina a te per essere accanto a te, come l'avvocato difensore che ti sostiene
quando sei un imputato, quando sei accusato, quando hai bisogno di essere difeso. Benissimo, ma andiamo alla sostanza. A me sembra che questo legame che viene messo in luce molto bene in questo testo sia essenziale e sia molto significativo per noi oggi. C'è un legame tra lo Spirito e la parola. Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. È interessante, lui vi insegnerà ogni cosa. La Pentecoste ebraica era la festa delle 7 settimane, Pentecoste, 50 giorni, dove si ricordava il dono, 7 settimane dopo Pasqua, è sempre quello il rapporto numerico, dove si ricordava il dono della Torah, che noi siamo inclini a tradurre come legge, no? La legge dell'Antico Testamento e la legge di Mosè. In realtà Torah significa proprio insegnamento, la parola. Noi invece celebriamo una Pentecoste che è la festa non della parola ma dello Spirito. Ma lo Spirito cosa fa? Lo Spirito ci ricorda la parola, ci ricorda il Vangelo, ci rimette nel cuore le parole di Cristo. Mi piace questa idea che lo Spirito lavora dentro di noi ed è il dono più grande che Dio poteva farci, perché il mio cuore, la mia umanità non sia vuota, ma sia riempita dalle parole di Cristo, che sono parole di vita, e quindi la mia vita si riempie come un grembo, quindi qualcosa di generativo, e quindi c'è vita, e che ci sia vita. Buona Pentecoste.